Le riorganizzazioni aziendali ci preoccupano sempre perché poi la si fanno anche attraverso le teste dei lavoratori e siamo preoccupati in particolar modo di questo. Lo spettro che si aggira tra gli stabilimenti del gruppo, inevitabilmente, è quello di possibili tagli, anche se ogni ipotesi al momento sembra prematura. Di certo c'è che Benetton ha voltato rapidamente pagina dopo l'intervista al Corriere della Sera, con cui il patron Luciano ha preannunciato il suo addio e accelerato di fatto la fine del mandato di Massimo Renon come amministratore delegato. Sullo sfondo il CDA che ha dato l'ok al bilancio 2023, certificando 230 milioni di euro di perdite, con edizione la cassaforte di famiglia guidata da Alessandro pronta a iniettarne 260 da qui ai prossimi anni. All'orizzonte una nuova stagione con il nuovo CEO individuato in Claudio Sforza. Dopo l'annuncio di Claudio Sforza come nuovo amministratore delegato di Benetton Group, noi ci sentiamo di dire come sindacato un sincero in bocca al lupo, perché il lavoro da fare sarà tanto. Certo, noi cercheremo di essere sempre presenti e vigileremo. Il primo step nelle prossime ore, quando i sindacati incontreranno i responsabili delle risorse umane. Ovviamente ci saranno CGIL, CISL e UIL e poi assieme tutte le 12 RSU dell'azienda. In realtà si guarda all'assemblea del 18 giugno e al prossimo CDA con l'insediamento effettivo di Sforza, che già sarebbe al lavoro sul piano di rilancio e ristrutturazione di un gruppo che comunque sfiora il 1 miliardo e 100 milioni di euro di fatturato e conta 1150 dipendenti solo nella marca trevigiana. Dobbiamo mantenere uno sguardo vigile affinché ci sia il mantenimento degli assetti occupazionali e quindi una sensibilità sociale per i lavoratori di Ponzano e Castrette. Niente tagli. Niente macelleria sociale.